Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Morsi di Sicilia. Quest'oggi saranno morsi del territorio di Ragusa, Modica e prepareremo insieme una ricetta tipicissima, protagonista della tavola delle feste, ma è presente a 365 giorni l'anno. Io ne vado ghiottissima, sono le scacce ragusane. Chi ha avuto la fortuna di assaggiarle se ne sarà innamorato, come è successo a me. Oggi ve ne propongo una versione super basica, tradizionale, con pomodoro e ragusano, formaggio ragusano. Per realizzarla ci servirà della semola rimacinata di grano duro, dell'acqua, del sale, dell'olio extravergine d'oliva e del lievito fresco o secco. E poi per farcirla ci servirà della passata di pomodoro, del caciocavallo grattugiato, del caciocavallo ragusano fresco, aglio e abbondante basilico, ancora un po' d'olio, un po' di sale e tutto qui. Mettiamoci subito all'opera, prepariamo per prima cosa il nostro impasto che dovrà lievitare. Muniamoci di una ciotola capiente, trasferiamo la semola, il sale. Caratteristica delle scacce è avere un impasto molto sottile, farcito in abbondanza, quindi si tiene un po' diciamo leggero di sale, proprio perché avendo tanto condimento si rischia altrimenti di eccedere con la sapidità. Prendiamo il lievito, lo sbricioliamo all'interno, aggiungiamo l'acqua. La quantità di acqua può variare un pochino se impastiamo d'estate piuttosto che d'inverno, perché la semola risente ovviamente dell'umidità dell'ambiente. In questo caso dobbiamo ottenere un impasto non troppo morbido, non troppo idratato, perché altrimenti poi faremo fatica a stenderlo sottilmente così come dovremmo. Aggiungiamo anche l'olio e iniziamo a impastare. Lo facciamo prima con un cucchiaio. E adesso ci divertiamo. Quando avremo inglobato tutta la farina, lo trasferiamo sul piano da lavoro e prendiamo a impastarlo energicamente con le mani. Io vi faccio vedere l'impasto diciamo a mano, ma si può tranquillamente fare in planetaria. Lavorato l'impasto per circa 10 minuti abbiamo ottenuto un panetto soffice e non umido. Lo dividiamo in parti uguali, questo peserà circa 800 grammi, quindi realizzerò 4 panetti da 200 grammi circa ciascuno. I nostri panetti sono pronti per essere messi a lievitare. Copro con un panno, se fosse stato d'inverno avrei messo una coperta pesante, ma con questo caldo che c'è non è necessario, e li lascio lievitare per circa 2 ore a una temperatura di comfort. Nel frattempo che il nostro impasto lievita, mettiamo su il sugo di pomodoro. Io lo realizzo come mi ha insegnato mia nonna. Passata di pomodoro, questa è una passata rustica che noi realizziamo in casa, potete utilizzare quella che preferite. La trasferiamo in un tegame, aggiungiamo un po' d'acqua, che ci serve per mantenere la giusta Io sono un amante degli animali, sempre. Io sono un amante degli animali anche in queste circostanze. Aggiungiamo un pochino d'acqua che ci serve per non farla asciugare troppo e accendiamo la fiamma. La teniamo molto bassa. Un segreto, un master consiglio, è quello di non prendervi mai di premura quando cuocete un sugo di pomodoro. Lasciatelo cuocere anche 45 minuti, anche un'ora, perché così facendo il pomodoro perderà parte della sua acidità, si concentrerà e avrà un sapore molto più complesso. La nostra salsa di pomodoro ha cotto, io ho aggiunto il sale, adesso aggiungo anche l'aglio, basilico in abbondanza. Se poi volete toglierlo lasciatelo anche con i peduncoli, così vi viene più semplice. Aggiungo anche dell'olio extravergine d'oliva. Adesso non ci resta che fare raffreddare il sugo per poi farcire le nostre scacce. La scelta di mettere adesso aglio e basilico ci aiuterà a conferire un sapore più intenso e fresco al nostro sugo. Quindi niente soffritti per questa ricetta, qualcuno sarà più contento di qualcun altro. Rieccoci, sono passate 2 ore, il nostro impasto è lievitato e siamo pronti per stendere le nostre scacce.
Muniamoci di semola e di mattarello e andiamo a schiacciare il nostro panetto. E adesso via di mattarello. Dobbiamo ottenere una sfoglia sottilissima. Muoviamo il mattarello sempre su e giù nello stesso verso, ruotando l'impasto di un quarto di giro alla volta per mantenere la forma tonda. Nel frattempo che ci occupiamo di stendere le nostre scacce, preriscaldiamo il forno a una temperatura alta, quindi intorno ai 200 gradi. Facciamolo perché una volta che le scacce saranno pronte dovranno essere infornate subito. Difatti non dobbiamo permettere che la lievitazione riparta. Man mano che stendiamo la sfoglia si ingrandisce, muoviamola con l'aiuto del mattarello per evitare di spezzarla. Io sono un amante degli animali sempre, non vi preoccupate se si fa qualche piega o qualche buco, non vi preoccupate se c'è un cane che abbaia. Una volta stesa la sfoglia sottilissima possiamo farcirla. Quindi la passata di pomodoro, eccola qua, ne mettiamo un cucchiaio più o meno nella zona centrale, aggiungiamo il ragusano fresco, aggiungiamo anche quello stagionato che darà una maggiore sapidità e chiudiamo la scaccia ripiegando verso il centro i due lati. A questo punto andiamo ad aggiungere ancora un po' di pomodoro, ancora un po' di formaggio e in questa fase io aggiungo anche un altro pochino di olio. A questo punto ripieghiamo nuovamente la scaccia, questa volta al contrario. Altro strato di salsa e il basilico mettetecelo che ci sta super bene, ancora un po' di formaggio e chiudiamo la scaccia. Una volta stese tutte le nostre scacce, coleiamo appena la superficie e andiamo in forno a 200 gradi in modalità ventilata fino a quando saranno cotte. Ci vorranno più o meno 30-35 minuti. E voilà, le mie scacce sono pronte. Facciamole raffreddare giusto un pochino prima di assaggiarle, così che si insaporiscano e si compattano. Io non resisto, l'assaggio insieme a voi. È ancora ustionante, ma è deliziosa. Io ve l'ho proposta in questa versione super tradizionale, ma potete farcirla con ricotta, con cipolla, solo col formaggio, insomma, davvero come volete. È fantastica sempre. Scotta da morire, ma io adoro mangiarla così. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video e replicatela. Ne vale superissimamente la pena.